Allora, mister, intanto l'Acragas cambia momentaneamente casa, trova la nuova casa al Totoruzzo ad Aragona, un campo in sintetico, un campo che già conosciamo bene e che si presta anche a delle buone giocate. Ma intanto vogliamo ringraziare la società dell'Aragona per la disponibilità avuta. Poi sì, il campo ci permette di giocare a calcio in maniera magari più agevole, anche se poi, come ho sempre detto, i terreni lasciano il tempo che trovano. Nel calcio contano le motivazioni, contano tante altre cose. È chiaro che però giocare in quel tipo di terreno ti può aiutare. Il gruppo è uno degli elementi che conta, mister. Ma il gruppo è un gruppo che sta crescendo, è un gruppo però che deve capire realmente quello che, quello che ci aspetta partita dopo partita. Io l'unica cosa che ho sempre detto e che sostengo dal primo giorno che sono arrivato, che ancora oggi l'Agragas non ha vinto nulla. L'Agragas è in corsa assieme a un'altra squadra per vincere questo campionato di promozione. Non ci regala nessuno niente, l'abbiamo visto in queste partite, quando ci incontrano, e ribadisco ancora una volta, è giusto che sia così, è normale che le squadre triplichino le forze. Per cui noi, se vogliamo andare avanti e proseguire questo percorso, dobbiamo avere motivazione sempre in più dell'avversario, perché le insidie nel calcio, come nella vita, sono sempre dietro l'angolo e non ci possiamo fare trovare sicuramente impreparati. Questo avversario che andremo ad affrontare, lo Scicli, che tipo di avversario è, come va approcciato? Ma lo Sciclo ha fatto le prime partite, mi pare 2 sconfitte, e poi dopo si è ripreso perché soprattutto in casa ha fatto un percorso importante. È una squadra che non molla mai, è allenata bene, come tutte le squadre, sono squadre difficili da affrontare. Poi è chiaro che ci sono nel calcio, ci sono gli episodi che ti possono indirizzare una partita. Domenica è vero che abbiamo sbagliato qualcosa, ma è anche vero che abbiamo avuto 7-8 situazioni importanti dove la squadra ha creato. Poi è normale che venivi da 3 partite in una settimana e magari alla fine un po' di stanchezza si è fatta sentire, e non chiudere la partita magari ci ha fatto venire un po' di apprensione. Ci sarà ancora da gestire le energie e le forze, anche in vista dell'impegno di Coppa Italia ravvicinato e arriva mercoledì con la trasferta. Ma intanto recuperiamo Alessandro Noto, che per noi oltre ad essere un giocatore importante, è un uomo spogliatoio incredibile, un ragazzo, quando si suol dire, un ragazzo d'oro. Qui recuperiamo Alessandro, ma intanto pensiamo alla partita di domenica e poi da domenica sera penseremo a quella di mercoledì. L'obiettivo principale è quello di continuare. Abbiamo una squadra che sta facendo un percorso straordinario, che è il Priolo, per cui non possiamo abbassare mai la guardia. Dobbiamo andare avanti concentrati al massimo, e questo è quello che chiedo alla squadra, di avere motivazioni importanti, perché non mi stancherò mai di dirlo, abbiamo una maglia importante, abbiamo preso tutti un impegno importante con questa città. Alessandro Noto, che è stato fermo forzatamente per 2 turni, dovrebbe rientrare, dovresti rientrare domenica contro lo Scicli. Sei a disposizione. Sì, 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 mi sono allenato tutta la settimana. C'è stato un piccolo incidente di percorso, niente di particolare. Siamo pronti per ripartire più forti di prima. Ecco, 2 turni ravvicinati, dopo Scicli ci sarà anche la sfida con la Margheritese, Coppa Italia, bisogna dosare le energie, ma intanto pensare alla partita di domenica. Sì, 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 assolutamente. Intanto pensare alla partita di domenica. Si va step by step. Prima pensiamo alla partita di domenica. Quando l'arbitro farà il triplice fischio si penserà poi alla partita successiva, mai fare l'errore di andare oltre i 90 minuti. Tu sei uno dei tanti uomini spogliatoio di quest'Acragas, come state vivendo questo momento? Ma con la massima serenità, tranquillità, consapevoli delle nostre forze, ma sicuramente l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, quindi bisogna tenere sempre alta l'attenzione. Abbiamo sentito dire spesso in queste settimane che la maglia dell'Acragas pesa, che si sente la pressione, ma è davvero così? L'Agragas è
sempre un blasone importante. Sicuramente il peso della maglia si sente, però bisogna farsi trovare sempre pronti in qualsiasi partita. Diciamo che è anche una caratteristica quella di poter giocare in certe piazze. Con questa difesa sta concedendo veramente pochissimo agli avversari. Domenica è arrivato una rete che ci ha fatto un po' preoccupare. Ecco, tu l'hai vista da fuori, come l'hai vista? Ma una rete che è arrivata così in maniera inaspettata perché un tiro non pericolosissimo. Sicuramente la posizione dell'arbitro ha inciso sulla visuale del portiere perché diciamo che era quasi davanti, quindi il nostro portiere non ha visto partire la palla e quindi se l'è ritrovata lì all'improvviso. Però l'importante è aver portato i 3 punti a casa domenica scorsa, poi alla fine quello che conta sono sempre i 3 punti. Un gol in più, un gol in meno, non fanno la differenza se ci sono i 3 punti. Certo, non prendere gol è sempre una gioia, soprattutto per noi difensori, però può capitare, diciamo. Si gioca ad Aragona, questa sarà la nuova casa dell'Acragas in questa fase del campionato. È un terreno di gioco che conoscete bene. Sì, 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 è un buon terreno di gioco, della provincia diciamo che è forse il migliore per quanto riguarda il campo di gioco, ma anche la struttura. Diciamo che ci metterebbe nelle migliori condizioni per esprimerci al meglio e noi sicuramente domani ci faremo trovare pronti. Dello Scicli, che dici? Ma non lo so, sinceramente non li conosco, ma si possono chiamare scicli, si possono chiamare in qualsiasi altra maniera. Il nostro approccio deve essere sempre lo stesso, domenica dopo domenica, a prescindere dalla classifica, che sia ultima, penultima, prima, seconda, terza. Il nostro atteggiamento non deve prescindere da quello e non possiamo assolutamente sbagliare sotto il profilo dell'atteggiamento. C'è però un Priolo che non molla. Te l'aspettavi all'inizio del campionato? Un avversario così difficile e così costante? No, sinceramente 7 vittorie consecutive non me l'aspettavo. Mi aspettavo una squadra tosta, scorbutica, le ho affrontate l'anno scorso nella semifinale playoff. Era una squadra comunque combattente, stavano sempre sul pezzo, fatta di giovani che correvano, però sinceramente 7 vittorie, onore al merito.